Signori, bentornati in un nuovo episodio di Far Cry 6. Signori, nell'ultimo episodio finalmente abbiamo conosciuto i Maxi Messi Matanzas. Abbiamo fatto un bel po' di missioni per loro e adesso continuiamo a fare altre missioni. Sapete perché? Perché non abbiamo un cazzo da fare, quindi le dobbiamo fare per forza. Quindi dirigiamoci qui dove in teoria c'è Talia, che in siciliano significa guarda, tipo Talia quanto è babbo che tipo, no, lei si chiama Talia. Talia sta minchia. Io in vostra assenza ho creato qualche arsenale qua e là, abbiamo ottenuto sta roba, sono andato un po' a caccia prendendo un pochino il set, quello lì da cacciatore, ho cacciato tipo il coso, il coccodrillo incredibile, i lupi incredibilissimi, il porco incredibilissimissimo. Abbiamo cacciato queste robe qui, adesso invece ci dirigiamo direttamente con questo set d'assalto, con tutto il parkour della vita incredibile e andiamo qua, chiamiamo il nostro veicolo. Ah, vedi, vi faccio vedere. Let's ride. Guardate che macchina ho preso. Signori, questa macchina l'ho presa grazie al... Dio, quanta violenza. Questa macchina l'ho presa grazie alle missioni, quelli delle gare. Ho fatto un paio di gare, tra l'altro ho sbloccato pure un'altra roba. Questo qui, vedi, sono delle corazze che si possono mettere alla macchina. In questo caso è resistente al fuoco. Poi ci sono di altri tipi. E se facciamo un'altra gara, che dovrebbe essere tra l'altro... Dove cazzo era? Tipo qui. Forse questa. Sì, vedete? Ci dà un'altra ricompensa di difesa, che sarebbero queste che vanno messe qui. Vedi, un lanciafiamme montato sul tubo di scappamento. Il potenziamento può essere migliorato al banco da lavoro. Cioè praticamente tu acceleri e dalla marmitta esce il fuoco. Bellissimo. Comunque andiamo verso la nostra missione. Vediamo, perché dobbiamo raggiungere uno zoo ed è lì che ci sarà la nostra Talia. Talia Stemi. Signore, si muova. Si levi dai coglioni. Guapo, ma buonasera. Ok, dovrebbe essere questo il punto. Ora il problema è che io dovrei entrare da qua. Come cazzo entro? Ah, c'è il buco. Talia, I'm up so. Good. I'm up on the Balibor, that big spinning ride. Sono sulla Ok, giostra che I'll find gira. Bellissimo, qua da me la montano questa giostra uguale. Si chiama Ranger. Ah, dobbiamo salire fino a lì e parlare con Talia. Talia, buon tonno. Allora, Castillo tiene i prigionieri in gabbia come animali. Sai come si sente? Libera, che dobbiamo liberare gli animali. Lei è un animalista incredibile. No, sì. Ma se scendiamo... Ah, ok. Guarda che bella posizione che abbiamo qui, raga. Oh, guarda che bastardo. Ma dei coglioni. Lì ci sono due guardie, raga. Il problema... No. Come cazzo? No, la telecamera. La mamma mia. Oh, quanta mira. Ok. Che culo. Ok, qua la zona l'abbiamo liberata. Io direi di avanzare. Dai, sti cazzi. Avanziamo malissimo. Ok, libera i prigionieri. Oddio, ma lì c'è... Cazzo, un puma. Qua si può entrare. Oh, è un cane... Madonna. Guarda come saltella. Devo cercare solo il modo... Oddio. Era pieno di gente qua. No, ho sbagliato. Proprio furtività, portami via. Ma qua li hanno ucciso tutti. E adesso il problema è che questi giustamente vengono a controllare. Dice cazzo è esploso. Tre nemici di qui. Oh, di qua posso passare. Vediamo se riesco a farli furtivamente, anche se sono loro allarmati in questo momento, però. Sì. Libera, libera, libera. Vai via, vai via. Oddio, ne ho fatti double. Ok, in teoria gli ostaggi... Cioè, i nemici li abbiamo, penso, fatti fuori. Forse non tutti, no, perché qua davanti vedo altra gente. Beh, tanto ormai ci hanno sgamato, usiamo quest'arma. Ok, abbiamo fatto fuori gli allarmi. Allora, qua c'è... Yara needs to see Oh, this. oh, oh. Ma che cazzo? Talia, it's not just cages. They are torturing people to death. They take bodies, blood. They pump people through here. We've got to stop this. Get those people out while I keep watch. Quindi vabbè, avete capito comunque. Tenevano qua in ostaggio tutte, tipo nello zoo tenevano proprio prigionieri, tipo animali. Guarda qua, gli animali sono morti. Ma anche i prigionieri per gran parte. Gotta make sure everyone's out first. Adesso qua come... Oddio. Ah, questo è un giaguaro, altro che puma. Vabbè, ma qua col giaguaro cazzo controllo se sono vivi, non penso.
Oh, ecco qua 3. Get moving. Go while you can. Run. Grazie libertà. Grazie, sì, vabbè, date a cagare, dai. Una di queste gabbie, eccola. Get Ecco, moving. fuori dai coglioni. Ok, chiamiamo Talia, in teoria qua Talia. abbiamo finito. I did what I could, but I didn't save them all. Then we show Yara what Castillo was doing here. So they see why we can't sit silent. Security cameras are all over this place. Some footage could change a lot of minds. Yes, Danny. Ah, devo... Casting footage. per ottenere delle prove, giustamente ci vogliono i filmati delle telecamere. Bene, quindi devo scaricare i filmati, ma qua ci sarà un casino. Bello sto zoo, tra l'altro, guarda qua. Anche se in gabbia non ci sono più animali, a quanto pare. Nel frattempo scarichiamo i dati, polvere da sparo che ci fa comodo. Okay, the footage. È suonata l'allarme, madonna. Coño, the download isn't Che finished. cazzo è sto bordello? Oddio, ma là c'è gente. Oh. Guarda, il panico. Va bene, va bene. È così che ragionate. Bravo Guapo, 22 su 50, Guapo. Troppo lontana la granata. Bravo, Guapo, attacca, dai Guapo. Ma così, il culo. Altra gente arriva da qui. Tira una bella granata. Guarda con quale prefire. Amo che abbiamo il bazooka. No, che fail. Non ci sto capendo un cazzo. Questo lanciafiamme li odio. No, esplodo. Solo riuscissi. No, hai rotto il coglione. Vai a cagare. Oddio mio. Questo si era messo alla torretta, guarda. Oddio, quanto manca per scaricare sti dati. Guapo, speriamo che si rialza. Io sto prendendo a fuoco in continuazione. Aspetta un attimo. Avevo preparato un arsenale tutto di fuoco. Guardate qua. Siamo praticamente tutto incendiari. Abbiamo il lanciafiamme che io ho tra l'altro pure potenziato. Quindi vorrei provarlo. Guapo non devo curarlo perché deve alzarsi da solo per sviluppare le sue abilità. Andavo lì. Non guarda potenza. Ma vaffanculo. Ero a metà. Come Guapo è a terra? Arrivo. Guapo, toccati i coglioni. Una cosa che non mi piace di Far Cry 6, vi dico la verità, è che hanno rimosso quelle che erano l'albero delle abilità, no? Classici perk che ci sono sempre stati. Non mi ricordo sul 5, forse sì, però vabbè, 3 e 4 c'era sicuro. 3 c'erano i tatuaggi, addirittura sul 4 era fatto diversamente, ma c'era sempre quell'albero delle abilità che era fantastico. Comunque qua il download deve finire, niente, aspettiamo che finisce, poi andiamo a farla. Guarda come fluttuano questi sacchi delle spazzatura, incredibili. Dai, 96%, 97, 98. Guarda tutte le videosorveglianze come torturavano la stampa. Finally. Ok, Done. fatto. Dobbiamo ritornare da lei, presumo. Talia, where the fuck are you? Ma che cazzo è? Una zebra. Anton's fucking zebra. That's a horse and some paint. See, but it'll make me famous. Take a pic. Hurry up! Take the Oddio. fucking picture. Cazzo filmi. Keep it still. One more time. I fucking dare you. Che aveva Come puntato. with animals. Bello, cazzo, una zebra. Penso abbiamo finito. Sì, sì. Operazione completata. Come zebra No, l'abbiamo sbloccata, la zebra. Trust, Danny. Trust. Bellissimo. Bene, ci andiamo a fare subito un'altra missione principale, ma prima di farla andiamo qui. Queste missioni funzionano dove noi troviamo una radio, intercettiamo un carico militare, poi andiamo lì entro un tot di tempo. Facciamo fuori tutti e ci fottiamo il carico. Proveremo a farle il più velocemente possibile e poi ci andiamo a fare un'altra principale. Ok, siamo arrivati nel punto. Praticamente questo è un ponte in costruzione. E niente, ci arrampichiamo qui. Qua ci abbiamo, madonna, se non ci baghiamo malissimo, abbiamo la nostra radio da intercettare, il nostro approvvigionamento da intercettare. Intercettiamo la situazione. Questa non so se vi ho mai fatto vedere queste piccole secondarie. Una volta che intercettiamo tutta la zona, c'è questa musica incredibile e dobbiamo raggiungere quel punto, 890 metri, entro 3 minuti. Honey, you've Fatto. outdone yourself. Operazione completata. Allora, buongiorno. Fammi prendere la nota intanto.
Allora, devo tirare fuori il mio amico Mattias dall'Accademia Spaccacervello di Maria Marchessa. Voglio rovinarlo? Ok, vai. Aiutiamo questo Mattias. Tanto ho potenziato pure la mia canna da pesca, raga. Dovremmo farcelo qualche lancio incredibile. Dai, faccio vedere, vediamo cosa prendiamo. Guarda la canna da pesca. Ci ho messo come esca un preservativo, raga, che ci crediate o no. L'ho potenziata, c'è il preservativo come segnale. Vediamo se riusciamo a prendere qualcosa. Figlio di puttana, sono Jeremy Wade. Io... No, basta. Ho deciso, raga, devo pescare. Devo pescare. Mettiamoci il set da pescatore incredibile. Sì, avvocato. Madonna. Sono Jeremy Wade, biologo. Da 35 anni ho esplorato tutto il mondo. Veloce. Vai che non una carpa. Raga, guardate quanto effetto fa, dove la natura ha preso il sopravvento. Guardate qui. Già è iniziata a crescere tutta l'erbetta, no? Molto figo. Questa ambientazione così la possiamo vedere moltissimo su Far Cry New Dawn, che sarebbe un po' il seguito di Far Cry 5. Minchia, noi dobbiamo andare qui a tirare fuori Mattia. Se ci serve una macchina, dov'è il mio autista? Ovviamente lo freddiamo, ragazzi, siamo costretti. Bene. Ok, il posto sembra questo, raga. Parcheggerei qui. Ci siamo? Dahlia, I'm at the academy. Like the inmates took over. Oh, fuck yes. Should make this easy. No, listen to me. The army is here. There's going to be a fight. Then get in there and get Matthias out before the army storms the place. That's what guerrillas are about and shit. Mamma mia, raga, abbiamo eliminati sti stronzi. E dentro ci sono un mare di munizioni. Devo superare l'assedio e raggiungere Mattias. C'è gente? Ma è qua dentro? Cazzo sta succedendo qua? You're Matthias? You don't look like a doctor. Ah, lui è Mattias Alonso. Scrubs don't scream physician to you? Dahlia sent me to break you out. Fantastic. One problem? If I let go of this artery, he dies. I need a trauma kit. Guards keep the supplies locked in the pharmacy in the other building. I'll go get it. Che cazzo. Rapido coglioni. Cazzo. Lui sta bloccando l'arteria. Se lascia perdere quello muore. Giustamente dobbiamo andarci noi. Se non venivamo noi, lui stava tutta la vita qui a tappare un'arteria. Che con questi sandali si nuota un po' più veloce, ma questa differenza è proprio minima. Stiamo molto attenti. Allora, sono uno. Watch out. Flamethrower. Buongiorno. No, coccodrillo. Oddio. Guapo, mangiali il culo, guapo. Aia. Non ti permettere più. Figlio di puttana. Eccola qua, cassa dell'FNB. Eccola la scorta dei medicinali. Asval, bellissimo. Matthias, have your kid. Get back, fast. Soldados are at our door. Lo so, ho capito, devo tornare subito. Andiamo. Oh, cazzo. Ok, abbiamo i medicinali, ritorniamo da Mattias. Oddio. Ma dai. Dai Mattias. Aiutiamo quest'uomo. Trauma kit. Gracias. I need to stabilize him. Ok, devo Keep the stabilizzare. soldados off my back. Tieni alla larga i soldati. Vaffanculo, quindi ora vengono i soldati. Io mi prendo il tetto. Oddio, ma è un nemico. Come cazzo fanno ad essere già qui i nemici? Scusa, buon uomo. Se lo prendete. Ok, questo muore. Questo è alla torretta. Quello proviamo a farlo fuori così. Guarda. Io arrivano. O forse vengono da questo lato. Sì. Guarda lì come cade. Mamma mia quanto è bello. Dal cazzo. Dov'è? Dai, guarda come l'ho lisciato malissimo, ragazzi. You did good. Danny, from Libertad. You've done this before? No painkillers? Give me a hand. Only true Yarans get proper medical care. The rest get me. When I did Paolo's top surgery, there was no anesthetic. Black market hookup fell through. Even then, Paolo didn't blink.
Shit. Welcome to Castillo's paradise. Tell those lovebirds I'll help after I scrape up some antibiotics for a friend. You will live. Thanks to you. Ma bravo, bravo Mattias. Dai, questo almeno è uno che finalmente ci sta simpatico. Ci sta. Bravo, bravo Mattias. Grande, basta. Adesso basta con i complimenti, Mattias. Basta con i complimenti. Erotti con me. Una cosa è sicura, abbiamo altre missioni. Operazione completata, intanto già bene o male stiamo andando a guadagnarla, la fiducia anche dell'Italia. E andrei a continuare, prima di salutarci, un'altra missione principale. E andrei a fare una missione di Bembe che abbiamo già conosciuto sfortunatamente nell'episodio precedente. Vediamo, ci trasferiamo. Vabbè, manco a trasferirsi, dai. Raggiungo il luogo, taglio tutto. Ok ragazzuoli, siamo arrivati al punto, finalmente. Qui è dove c'eravamo tra l'altro salutati nell'episodio precedente, dove c'era sto figlio di puttana. Parliamo con lui. Aiutami a spostare del prodotto. E con prodotto intendo delle persone. Prendi i rifugiati e consegna. Mamma mia che missioni che stiamo facendo per lui. Purtroppo. Oddio, ma che macchina è? Ma ce l'abbiamo sta roba? Che sembra un vecchio BMW sta roba. Raga? Che cazzo è sta roba? Ma è un elicottero? Io è un elicottero. Ma aspetta, lo poso qui e me lo foto. Cioè, a posto. Girocottero a Vispa. Bellissimo. E siamo arrivati qui. È qua che dobbiamo... Documenti falsi aiuteranno a far fuggire i rifugiati. Nuove foto. Sì, ora le vedo. Aspetta un attimo. Con quanta maestria. Why is it everywhere you send me I find trouble? Speculation is a waste of time. And time is money. Take matters into your own hands, Rojas. And fast. Rafael is there somewhere. Oh, guarda sotto di noi. Ce l'abbiamo un'arma furtiva? Sì. Perfetto. Ah, abbiamo il cecchino, godo. Ok, dovremmo riuscire a liberare i prigionieri. Ah, pure tu, non piangere. Quanto sei zocco. Grazie. Ok. Dobbiamo parlare con lui. Dimmi tutto. Did Bembe send you? See, you Rafael? I got papers for you. They're in the truck nearby with Bembe's customers. You better hurry. What about Ok, you? documenti I'm sono going nel back to my furgone. studio. Dove cazzo è il furgone? I have more art to create. Ah, opere d'arte da fare. Ah, è cagata. Bembe, I got your clients and your papers from Rafael. Okay, Rojas. Now, make sure my precious cargo gets to the port. See, okay. Ok, dove cazzo è però il carico? Minchia, ma là sopra c'è qualcosa. Aspetta che c'è una cassa dell'FND. Io già che ci sono, raga, quando raggiungo un luogo vedo di completarlo tutto, in modo che poi non debba più ritornarci. Tra l'altro la polvere da sparo ci serve perché potenziando il lanciafiamme ho sprecato, si può dire, tutti i materiali. E il furgone è lì. Io direi di riprovarci, ovviamente, in queste failate incredibili. Vediamo sto furgone del cazzo. Everyone good back there? Vámonos. Yeah. I'm in the Proprio truck. così. Boss waiting. Il furgone ce l'abbiamo, abbiamo 2 minuti per andare lì. Aspetta che ce lo pinghiamo, se no è un casino. I got a truck full of people here. No, Danny. That's a truck full of money. My money. Non mi piacciono onestamente le missioni di sto Bembe, secondo me è un tipo molto losco. Ok, siamo quasi arrivati, ragazzoli, 250 metri. E adesso noi abbiamo dei documenti falsi, speriamo funzionino. Papers. Wait a minute, Christmas trees? Do you even grow those here? Mexicans pay crazy money for this. How you think el presidente funded Maria's new face? Okay. Go through.
Che alberi di Natale. Ma che cazzo ci abbiamo scritto? Bembe better be here. Ok, siamo riusciti a entrare. Posteggiamo qui. Ci siamo. You do beautiful work, Rojas. I'm sure our friends here will be very appreciative. Ah, momento, amigos. This isn't your stop. Que coño, they're not going? Business expense. What the fuck does that mean? My talent is commerce, Rojas. Why don't you leave that part to me and you can focus on your talents? Run back and tell Paolo he has my permission to leave. Vaya con Dios. Ah, cagare, dai. Cioè, che personaggio sto bimbo. Ok. Paolo, good news. Bembe's off Almeno your back. abbiamo ripagato il That was debito. one hell of a debt you owed. Gracias, Danny. We keep this between us. Talia hates everything Bembe represents. I owe you one. But Talia and I are still getting off this island. Però ancora non hanno cambiato idea. Intanto operazione completata. Loro non hanno ancora cambiato idea, vogliono comunque abbandonare l'isola, non vogliono ancora unirsi a Libertad, ma continuando ad aiutarle prima o poi saranno in debito con noi e ci dovranno aiutare. Signori, io direi che per questo episodio, dove abbiamo fatto un bel po' di missioni, possiamo anche salutarci qui. Io mi vado a fottere questa cassa e nel prossimo episodio continueremo a fare delle missioni, per esempio quella lì di Bicio, e vediamo se ne abbiamo altre anche di nuovo con Paolo e Talia. Signori, un salutone, alla prossima, mi raccomando, like, condividete tutto, dovete fare, condividete il mondo, capisci? Ci vediamo nel prossimo episodio con Far Cry 6. Ciao, il bazooka, concludiamo in bellezza. Ciao, belle mie.